Oggi abbiamo depositato oltre 5.000 osservazioni che sono state elaborate dai comitati e fatte proprie da moltissimi cittadini che hanno voluto partecipare, diciamo, al processo di valutazione di impatto ambientale, dimostrando che sono contrari al progetto di Eni. È quasi mezzogiorno quando Mattia Donadella esce dagli uffici della regione di Calle Priuli a Venezia assieme ad altri membri del coordinamento no inceneritore Fusina. Le migliaia di osservazioni sull'impatto ambientale dell'opera appena depositate esprimono la contrarietà di chi denuncia il progetto dell'inceneritore destinato a smaltire i fanghi contaminati di tutto il Veneto come una pericolosa minaccia per la salute. La questione più importante è quella che riguarda i PFAS, che sappiamo ci sono nei fanghi perché lo ammette la stessa Eni, e il problema è che nello studio di impatto ambientale questo problema dei PFAS non è stato per niente valutato, quindi questo è un punto. Poi ci sono una sottovalutazione rispetto anche agli altri impatti, quindi sulla matrice aria, quindi i fumi, sull'acqua, quindi sugli scarichi e su molte altre aspetti che riguardano per esempio le zone naturali, le zone SIC ZPS come la Laguna di Venezia, tutte cose che non sono state valutate adeguatamente. Secondo il coordinamento no inceneritore Fusina, che riunisce decine di associazioni del territorio, ora ci vorranno sicuramente dei mesi prima che le osservazioni vengano valutate dagli uffici regionali e inizino ad arrivare le prime risposte. Noi seguiremo passo passo quello che la Regione andrà a fare in questa istruttoria e chiaramente nel frattempo ci stiamo preparando a forti mobilitazioni. Lo dico fin da subito, il 27 maggio ci sarà un'intera giornata di mobilitazione a Malcontenta con tutti i comitati che confluiranno in quello che è il paese simbolo perché è il più vicino all'impianto e il più colpito.